Un altro aspetto importante, quindi è importante dire che sicuramente si raccoglieva in stato semiverde, non stiamo parlando di raccogliere quando sono verdi, ma ancora non sono maturi del tutto. E come si raccoglievano queste cereali? Perché anche questo è importante all'ora di capire come accadeva la selezione di questi mutanti. Abbiamo parlato nelle lezioni precedenti che il modo più abituale di raccogliere i cereali è l'utilizzo dei falcetti o lo strappare della pianta intera, ma sapete anche che molti cacciatori e raccoglitori raccoglievano i cereali o le graminacee selvatiche bastonando con un bastone la pianta in modo che i semini cadessero in una sacca o in una cesta o in altri contenitori. Si è comprovato che l'utilizzo dei falcetti e strappamento della pianta intera sicuramente favorisce il fatto che si selezionino questi mutanti arachidi arricchidi. Quindi l'uso dei falcetti è uno degli argomenti che si utilizza per spiegare l'accelerazione del processo di domesticazione. Come si capisce questo? È ovvio che se uno raccoglie non è il fatto di raccogliere col falcetto, è il fatto di non picchiare la pianta in modo che le spighette cadano. Quello che accade utilizzando il falcetto, noi raccogliamo le piante che tendenzialmente sono mutanti, quindi la prossima volta che noi semineremo una quantità più alta dei mutanti, così ripetutamente finché i mutanti non sostituiscano alle varietà selvatiche. E questo è il processo che spiega basicamente la diffusione della domesticazione. La selezione paulatina di questi mutanti arachidi rigidi. Come noi possiamo riconoscere la presenza di coltivazione predomestica? Non dimenticare che la coltivazione è un'attività umana che implica la cura dei cereali, la semina, la pulizia delle varie erbe, la raccolta eccetera. La domesticazione è un fatto genetico, quindi non confondere tutti i due termini. Una cosa è coltivare, un'altra cosa è domesticare. La coltivazione predomestica, coltivazione dei cereali selvatici, come la possiamo riconoscere? Un primo elemento che bisogna tenere conto è l'incremento molto forte nei resti vegetali infestanti. Quando cominciano a coltivarsi di forma controllata i cereali, aumenta di forma considerabile le male-erbe, le chiamate infestanti. Quando cominciano anche a comparire cereali selvatici fuori delle zone di distribuzione naturale, possiamo anche parlare di un inizio di coltivazione di queste specie. D'altronde anche le tracce di utilizzo del materiale littico è un indicativo della coltivazione anche prima della domesticazione. E per ultimo le grandi concentrazioni di popolazione in determinate zone è anche un sintomo di un'agricoltura incipiente vincolata a questi cereali selvatici. Cosa vuol dire tracce di utilizzo del materiale littico? Le tracce che lasciano nel materiale littico, Carlo lo potrebbe spiegare molto meglio di me. Usure? All'usura dei materiali che servono a estirpare la pianta. Littico. Adesso vediamo un po' quali sono le conseguenze della domesticazione delle piante. Come abbiamo detto prima, si perde il modo di riproduzione selvatico, si perde la forma da regolare la germinazione, i semi diventano molto più grandi, aumenta la produzione e la pianta è molto più robusta. Quindi tutte queste caratteristiche sicuramente fanno dei cereali un elemento molto attrattivo alla hora di spiegare la domesticazione. Vediamo adesso dove accade questo fenomeno di capitale importanza. Il luogo dove si attesta l'inizio della domesticazione dei cereali è il vicino Oriente, quello che in italiano si denomina l'arco della mezzaluna fertile, della zona del Libano, della Giordania, della Turchia, della Siria e dell'Iraq.
basicamente. Sono queste le zone dove documentiamo le prime attestazioni dei cereali domestici. Sono anche le zone dove si trovano gli antecessori selvatici di queste varietà che noi stiamo parlando, l'antecessore silvestre del farricello, del farro, dell'orzo, delle lenticchie, di tutte le leguminose che oggi consumiamo, insomma della maggior parte di tutti gli elementi che compongono l'agricoltura europea. Quindi in queste zone è dove i primi agricoltori cominceranno a coltivare queste piante. E in queste zone dove troviamo oggi, vedete questi campi meravigliosi di graminacee, frumenti selvatici come l'avrete letto nei manuali di preistoria, il Tychicum mugatum, il Boeoticum, l'orzo selvatico, la segale selvatica, che crescono naturalmente in grande concentrazione, che prima di essere coltivati furono già esploitate dalle comunità di cacciatori e raccoglitori di forma intensiva. Qua vedete alcuni esempi di questi resti vegetali, di questi primi cereali selvatici. Qua vedete l'orzo selvatico, questo è l'antecessore del farro e questo è l'antecessore di una delle leguminose più usate in Europa per l'alimentazione animale, che mi sembra che in italiano sia il erbo, ma non sono sicura se qua in Sardegna è conosciuta. In queste zone cominciano a comparire dei siti assolutamente meravigliosi come Jaffa al-Ahmar in Siria, uno dei primi siti dove si documenta la coltivazione di questi cereali selvatici. Vedete l'apparizione troviamo anche le costruzioni di pianta rettangolare, di pianta circolare, insomma una enorme varietà di strutture di abitazione. Ci sono evidenze molto chiare del produttimento dei cereali. In alcune delle case hanno, vedete qua, l'apparizione dei mortai, dei mulini, eccetera, che indicano che stanno già processando questi cereali selvatici, e qua vedete alcuni degli esempi dei resti che sono stati ritrovati. In questo caso particolare parliamo della segale selvatica. Quindi mi sembra che sono approssimatamente intorno a 30.000 resti vegetali recuperati qua, quindi un bellissimo esempio di un sito ancora non neolitico, ma con la coltivazione già e l'uso intensivo delle risorse vegetali. Un inciso sull'aspetto archeologico, archeobotanico, per dire che anche in questo campo l'archeologia molecolare, l'utilizzo delle analisi di ADN dei cereali e anche lo studio dei genetici di materiale attuale di quelle zone ha permesso a alcuni ricercatori di individuare il luogo esatto dove accade la prima domesticazione. E questa zona non è altra che la zona, questa di qua intorno alla zona di Karagadà, che è dove si situano la maggior parte dei siti archeologici con resti di cereali selvatici coltivati. Siti come Nevali, Roblecchi, che avete sentito parlare di Jaffa, Mureida, Moreira, sono tutti siti caratterizzati per la presenza di questi cereali selvatici già coltivati e dove dopo qualche millennio si documentano già i primi dati dei cereali domestici. Evidentemente l'archeologia molecolare è anche molto discussa, ma in realtà è quello che hanno fatto questi studiosi della Max Planck Institute insieme con gente dell'Istituto di Cerericoltura di Sant'Angelo Lodigiano, è studiare la genetica dei cereali selvatici della zona e compararla con quella dei dati archeologici che abbiamo, individuando questa zona come la zona probabilmente originaria dell'agricoltura, che tra l'altro è molto bene sostenuta dal fatto che la maggior parte dei siti archeologici con questi dati si trovano in quella zona. Allora, una volta che si domesticano questi cereali, intorno, queste sono le date che abbiamo, intorno al
all'11.000 BP si comincia già a parlare dei cereali già domesticati in alcuni siti come Della Mureira. Anche bisognerà aspettare qualche anno per avere veramente le prove della domesticazione piena di altre specie. Praticamente qua si parla della segale, della segale selvatica domesticata già. Qua vedete che questo primo fuoco agricola si situa intorno al levante e alla valle media dell'Eufrate, e dopo ci sarà un altro fuoco un pochino più tardivo intorno al Miglio e al Riso, nella zona del lontano oriente, intorno alle valli dei fiumi Wanghe e Yangtze. Anche questi, particolarmente il Miglio, giocherà un ruolo molto importante nell'agricoltura europea posteriormente. Qua vedete un grafico che quello che dimostra è l'apparizione di queste specie, le prime specie domesticate nei contesti del vicino oriente. Qua vedete il sito che ho parlato prima, Della Mureira, dove si documenta già dall'11.000 la segale, e un pochino più tardi l'antecessore del farnicero, di Atyticum monococcum, e bisognerà aspettare praticamente al 10.000 per trovare il resto delle specie caratteristiche del primo nucleo, il farro e l'orzo. E vedete l'evoluzione attraverso il neolitico del vicino oriente. Siti come Tel Aswad è stata anche già diventata un pochino obsoleta, abbiamo già dati del 10.200 per orzo domestico, sono dati recentissimi, ma siti come Tel Aswad, Mureybit, che sicuramente conoscete della bibliografia, sono quelli che hanno proporzionato la maggior parte dei dati. Vedete le date, 9.800, 10.200, eccetera. Della Mureira è forse il sito di maggiore importanza nella storia del sorgimento dell'agricoltura. C'è un registro continuo di tutta la transizione del settore dell'agricoltura all'agricoltura. Durante l'Epipaleolitico, intorno all'11.000, si calcola che ci sarebbero intorno a 100-200 abitanti, e posteriormente intorno all'8.000, entre 4.000 e 6.000 abitanti. Intorno a questo primo momento di occupazione, intorno all'11.000, sappiamo che le condizioni climatiche sono veramente buone, si coltivano, si utilizzano centinaia di specie di pietre commestibili, più tutte quelle che abbiamo parlato in altri momenti, le famose missing foods, sono quelle che sappiamo che sicuramente si consumavano ma che non hanno lasciato nessuna traccia. Sappiamo che gli ecosistemi intorno al sito permettevano l'usufrutto di moltissime specie. Abbiamo boschi di galleria intorno all'Eufrate, i boschi della zona della stepa che proporzionano pistaccia, mandorle, piante, eccetera, e si occupano questi siti tutto l'anno. Qua vedete un po' la situazione del sito, nella Mureira, con tutte queste foreste molto produttive intorno al sito e sicuramente utilizzate, come dimostrano i resti organici.